Il Partito Democratico è comunque il primo grande partito italiano a presentare le proprie liste. Sicuramente sono stati giorni difficili, giorni in cui sono messi insieme valori, aspettative personali, capacità di radicamento sul territorio, ed è chiaro che sono momenti che probabilmente solo un grande partito popolare riesce ancora a fare. Siamo davvero orgogliosi delle persone che presentiamo, due capilista entrambi femminili, radicate e di autorevolezza e di professionalità e capacità politica riconosciuta, come Deborah Serracchiani da un lato, capogruppo alla Camera, e Tatjana Rojc, che non solo rappresenta la minoranza slovena, ma ha rappresentato e bene la vocazione internazionale che il Friuli Venezia Giulia deve avere. Al secondo posto ci sono il segretario e il vice segretario regionale, perché il partito anche in posti difficilissimi e difficilmente incontendibili deve mettersi a disposizione. E poi ci sono tantissime candidature che rappresentano i territori di Gorizia, di Pordenone, con figure nuove capaci di presentare ai cittadini e agli elettori un rinnovamento anche del Partito Democratico. Sono veramente orgoglioso delle 3 candidature agli uninominali alla Camera, 3 donne giovani, sindaci, amministratrici, impegnate in politica, che in qualche maniera mettono la faccia in partite difficili ma che si possono vincere grazie davvero alla loro freschezza e alla loro capacità. Abbiamo presentato la lista probabilmente più rosa d'Italia e di questo dobbiamo esserne orgogliosi, perché la parità di genere non si conquista con le quote, ma si conquista con scelte anche coraggiose e a volte difficili. Abbiamo anche un capolista al Senato regionale concordato con i nostri alleati di Sinistra Italiana Verdi, che nella figura di Furio Onsel vede sicuramente una persona conosciuta in tutta la regione e che insieme a noi sta svolgendo una buona opposizione coerente e forte alle scelte del governo Federica. Quindi oggi ovviamente alcuni sono contenti, altri sono scontenti, come sempre succede ogni volta che si preparano liste per le elezioni. Ma da qui al 25 settembre l'unico compito che ora abbiamo è metterci al lavoro sui territori, incontrando persone, portando avanti la nostra proposta politica per battere le destre e soprattutto per ridare una collocazione europea e mantenere una collocazione europea fortemente ancorata ai nostri valori all'Italia, attraverso anche le scelte del Partito Democratico.